Il convegno dell'ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrara ha valutato l'aspetto medico, scientifico e terapeutico di quelle malattie storicamente limitate ad una determinata area geografica e di patologie che si credevano debellate in Italia, ma che con lo spostamento migratorio di grandi masse di persone da un continente all'altro giungono o ritornano ad essere oggetto di preoccupazione per la salute pubblica. Tra queste la tubercolosi e la malattia di Chagas, dal nome del suo scopritore. Sì, la malattia di Chagas è una patologia endemica in tutta l'America Latina, dove è trasmessa sostanzialmente da un vettore, una cimice, che la trasmette pungendo o anche lasciando le sue deiezioni sulla cute e sulle congiuntive dei soggetti. Però è una patologia che può anche essere vista nei nostri climi, non trasmessa dal vettore in questo caso, ma trasmessa da soggetti che abbiano l'infezione e possono essere del tutto asintomatici, ma tramite la trasfusione di sangue o la donazione d'organo possono diventare, come dire, vettore dell'infezione, pur essendone non consapevoli. Dottore, quali sono le conseguenze della malattia di Chagas? In un 30% dei casi può provocare delle forme croniche che coinvolgono il cuore, dando cardiomiopatia, cioè una dilatazione della cavità cardiache, può portare poi a insufficienza cardiaca e morte, e in alcuni casi un coinvolgimento digestivo. È una forma che può colpire anche il neonato, se la madre è affetta, e può determinare una forma grave alla nascita, o anche nei soggetti immunodepressi può dare una forma severa. Come si riconosce quali sono i sintomi? I sintomi sono molto vaghi purtroppo, quindi è difficile riconoscerla nella fase acuta, dove è spesso asintomatica. Nella fase cronica purtroppo, quando venga riconosciuta per i sintomi, è tardi per poterla trattare in maniera adeguata e quindi diventa più difficile il controllo della malattia. L'obiettivo del convegno di Negrara è stato anche quello di fare il punto sullo stato dell'arte dei programmi di prevenzione nei paesi dove la malattia di Chagas non assume valore endemico. Tuttavia, la trasmissione di queste malattie avviene con gli spostamenti delle persone. La malattia di Chagas ha viaggiato come tante altre malattie nel mondo. La globalizzazione, il movimento di popolazione mondiale ha fatto che noi troviamo questa malattia in differenti regioni del mondo e attualmente l'Europa, l'Italia ha un ruolo molto importante per contribuire a controllare questa malattia non solo con il migrante ma con il viaggiante che viaggia per turismo o per altre ragioni. E senza dubbio alguna questa riunione è molto importante per discutere la contribuzione mondiale dell'Italia per il controllo di questo problema. Sul fronte della tubercolosi, al convegno è stato ribadito che l'allarmismo che si è diffuso nel nostro paese non è assolutamente giustificato. In questi ultimi anni l'andamento della malattia non ha subito variazioni di rilievo. Ma non è che si possa veramente parlare di ricomparsa della tubercolosi, perché l'incidenza della malattia in Italia è in costante declino per quanto riguarda gli italiani. Certamente c'è un numero crescente di casi nei cittadini extracomunitari che spesso se la prendono qua dovuto alle condizioni abitative di sovraffollamento, di malnutrizione, però è evidente che non c'è una trasmissione della malattia da questo gruppo al gruppo degli italiani, dove la malattia comunque sta continuando a declinare in modo evidente. E tra i giovani italiani la malattia è praticamente ridotta quasi a zero. Troviamo dei casi di riattivazione nei soggetti anziani che magari avevano contratto l'infezione ancora in giovane età, quando c'era una maggior trasmissione in Italia, e adesso si vedono dei casi clinici nei soggetti anziani. Ecco, però per quanto riguarda la popolazione italiana non c'è nessuna evidenza di un aumento di trasmissione della tubercolosi dovuta all'immigrazione. Questa è una cosa da dire con molta chiarezza, perché altrimenti si fa solo confusione.